benvenuti a Castelbrando, uno dei più antichi e grandi castelli d'Europa che domina le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO come paesaggio culturale, dove l'opera dei viticoltori ha contribuito a creare uno scenario unico. A 20 anni dal completamento del primo restauro di Castelbrando nel 2003, a 2000 anni dall'edificazione del primo castrum romano, nucleo primigenio del maniero, e a 90 anni dalla creazione e registrazione del mascarpone da parte del conte Brandolini d'Adda, nobile casata che per oltre 500 anni abitò il castello, la famiglia Colomban, proprietaria di Castelbrando, festeggia questo trittico di anniversari. E lo fa presentando alla stampa il suo ultimo progetto faraonico, l'ampliamento della SPA da 500 a 2000 metri quadri di superficie. Il tour, riservato alla stampa nazionale, è stato organizzato da Federica Pagliarone di Impressioni e Maurizio Drago di Drago Press per mostrare gli interventi di restauro, ma anche la storia di questa suggestiva fortezza con 3 chilometri di mura intatte e una quantità di stanze, saloni e imponenti corridoi da far girare la testa per la maestosità. Chi viene a Castelbrando può alloggiare in una delle 50 stanze riservate agli ospiti, dove il tempo sembra essersi fermato, cristallizzando un'eleganza propria dei secoli passati. Questo è il Salone delle Feste. Qui siamo stati accolti in conferenza stampa dove è stato illustrato il progetto di restauro e il programma che ci avrebbe portato attraverso il tour alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche dei dintorni, delle colline del Prosecco, della gastronomia locale e naturalmente della SPA, alimentata da 3 sorgenti d'acqua che sgorgano a 800 metri di altezza, utilizzate già dai Romani. Castelbrando fa 20 anni dall'apertura, ha visto da 150 a 200 mila visitatori ogni anno e già sommano a oltre 3 milioni di visitatori e utilizzatori del castello. La SPA era la vecchia SPA, diciamo così, era una cosa, già un piccolo gioiello, un piccolo diamante, e abbiamo voluto allargare la SPA a detrimento di 9 bar che c'erano in Castelbrando, quindi abbiamo ridotti a 5 che bastano, ma vediamo che il trend è proprio di fare centri benessere che siano però non il solito centro benessere di massa, ma un centro benessere che sia dedicato alle coppie, che sia dedicato alle principesse, da qui il nome Princess, e soprattutto un centro benessere molto più, diciamo, affascinante, emozionale. Appena scende la sera con tutte le luci, con le vedute di questo centro benessere, penso che uno rimanga estasiato e che ritorni e che porti magari i suoi amici. Castelbrando sicuramente è un fiore all'occhiello delle colline patrimonio UNESCO a Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring Club con Rolle, primo borgo FAI riconosciuto nel 2005, non ci manca nulla. È una grandissima occasione questa di vedere una SPA meravigliosa all'interno del patrimonio dell'umanità. Noi veramente promuoviamo questa ricettività sempre più di qualità e questa SPA va veramente in questa direzione ed è incredibile da visitare per tutti i turisti. Noi già facciamo 20.000 persone all'anno nella vecchia SPA. In questa nuova SPA noi puntiamo a 50, 70, perché no, anche 100.000 persone all'anno, perché è la capacità che ha questa SPA, pur mantenendo le coppie o i 4 amici, le 4 amiche completamente autonome e indipendenti. Tantissimi turisti, ma senza snaturare quella che è la caratteristica di questi luoghi, la loro naturalezza. Non siamo una grande città, siamo un borgo da vivere lentamente. Stiamo lavorando molto perché questa zona era una zona più o meno da 250.000-300.000 arrivi qualche anno fa, adesso si lavora per arrivare a 1 milione di arrivi nel giro di un decennio. Questo è importante perché si unirà la bellissima avventura del Prosecco superiore, anzi del Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore diocesì al turismo. Da poco riconosciuto patrimonio dell'UNESCO è per noi un valore aggiunto, ma soprattutto un riconoscimento del lavoro delle generazioni che hanno formato, coltivato con amore e compassione, formandolo questo territorio con questi bellissimi scorci e i vigneti eroici. Tutti quelli che soggiornano gli stessi matrimoni, più del 50% oramai sono clienti che arrivano dall'America, dal Canada,
dalle zone più lontane. Per esempio gli australiani sono la terza nazionalità come statistica che vengono in Castelbrando, ma contiamo di ampliare sia all'Italia sia all'estero questa quantità di gente e la SPA sarà un attrattore sicuramente grande e importante. Addirittura il dato è ancora più alto perché in questo momento il 62% arriva dall'estero, il 38% dall'Italia. Abbiamo appena inaugurato il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che da qui lo vediamo tra l'altro, e questo cammino ci fa capire che stiamo andando sempre più verso l'internazionalizzazione del turista. Ecco le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. A Rolle di Cison di Valmarino visitiamo la cantina Vigne Matte, progettata e interamente costruita all'interno della collina, dove il vino è conservato al fresco in un ambiente naturale. Qui la storia è molto profonda, riporta più o meno al 1400, però allora non si chiamava Prosecco, si chiamava vino bianco. Ma cosa poteva essere sto vino bianco se non l'attuale Prosecco? Ecco, qui dopo, nelle varie epoche, vari secoli, nel 1850 comincia a partire questo nome. Ecco, da dove arriva e come arriva nessuno lo sa. Dopo la degustazione in cantina, visita alla suggestiva abbazia di Santa Maria di Follina, di cui si hanno notizie scritte fin dagli inizi del XII secolo e che fu monastero cistercense. Ma è ora di prepararsi per la serata dedicata alla ricorrenza dei 90 anni dalla creazione e registrazione da parte del conte Girolamo Brandolini, ex proprietario di Castelbrando e della latteria di Cison, del mascarpone, ingrediente essenziale per un ottimo tiramisù, come quello preparato dal maestro di pasticceria Luigi Biasetto per l'occasione.